Tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi andremo a conoscere un'azienda davvero innovativa che produce e realizza volanti per simulatori di guida e gaming. Si chiama Cube Control e qui con noi avremo i due soci fondatori che sono Fabio Sobgiu e Massimo Cubeddu. Poi ancora i nostri servizi a cura di Sardegna Diese, i contributi, uno su un festival, Note senza tempo, e l'intervista a Paolo Poddighe che è il prossimo candidato alla presidenza nazionale della Fitarco. Siamo pronti? Qui partiamo tra un minuto. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Benvenuti ragazzi, benvenuto Fabio, benvenuto Massimo. Salve, buonasera. Abbiamo strappato dal vostro lavoro Sì. che ragazzi, io qua vedo un'azienda 100% sassarese, Cube Control si chiama, o Esatto. Cube Controls. Cube, stiamo Ci piace di più. Ci piace di più così. Ragazzi, io qua ho dei numeri impressionanti perché voi fate i volanti per il sim racing e il gaming e ordini da 60 paesi in tutto il mondo. Dall'inizio dell'anno 2000 accessori acquistati dai vostri fan, dai vostri clienti. Ma vi aspettavate tutto questo, Fabio? Questo super successo? Sinceramente non così presto. Nel nostro piano c'era una crescita, però quest'anno la crescita è stata doppia rispetto a quello che erano i nostri piani. Siamo contenti, è stato anche difficile gestirla grazie al Covid, ma anche ci ha creato dei problemi per reperire il materiale. C'è anche questo fatto del Covid che un po' vi ha favorito, un po' no per le consegne forse, per quel discorso. Esatto, però sì, per il primo discorso... Siamo stati fortunati perché avevamo fatto un grosso ordine proprio a gennaio, che era partita a gennaio, quindi noi ci siamo trovati in casa lo stock per poter far fronte a parte di quello che è stato l'aumento degli ordini. Sì. Massimo, aumento degli ordini proprio anche durante il Covid perché la gente stava a casa Esatto, e sì, giocava. soprattutto piloti professionisti, essendo anche impossibilitati poi ne parleremo perché Esatto. adesso... impossibilitati dal guidare realmente, magari hanno costruito il simulatore, si sono allenati appunto a casa e hanno avuto la necessità appunto di un volante di un certo livello qualitativo in sostanza. Infatti noi abbiamo parlato, ecco qua iniziamo a vedere delle immagini perché parliamo, ecco cosa si intende per sim racing e gaming. Cioè sim racing penso che sia, Fabio? Sim racing è diciamo la parte più professionale della simulazione, quindi coloro che vogliono riproporre in tutto e per tutto quelle che sono le caratteristiche di una simulazione reale. Mentre il gaming è una fascia più bassa che comunque si appresta a avvicinarsi alla simulazione del motorsport. Insomma, quelli che giocano a casa, mentre più gli professionisti che invece vanno già sui simulatori. Infatti prima abbiamo visto delle immagini e qua voi ci avete portato due esempi di vostri prodotti. Li possiamo chiamare, Massimo, artigianali, no? Li disegni tu, Beh giusto? sì, artigianali è sicuramente non sbagliato, in quanto comunque l'assemblaggio e la produzione di alcuni componenti è di fatto artigianale. E poi per tutta quella parte di progettazione, anche quella è fatta direttamente da noi, me ne occupo poi dello specifico, e quindi è sicuramente un prodotto diciamo
che rientra sotto la Eccolo qua, lo artigianale. vediamo. Cesare, lasciami ancora un attimo questa immagine, vediamo uno dei vostri due prodotti. Questo si chiama, Fabio, il Questo è il Formula Pro, Formula Pro, ok. che è il secondo della fascia, mentre quello che c'è dietro è il CSX, che è il top della gamma Formula. Ok, quindi qua sopra noi abbiamo dei pulsanti, delle funzioni, no? Esatto, Che il abbiamo pilota va a utilizzare. Sì, abbiamo dei pulsanti che tramite il gioco si possono personalizzare a seconda che uno voglia una specifica piuttosto che un'altra. Ah, ok. Può associare, non so, il pulsante al pit stop piuttosto che a un'altra caratteristica, ma quello è personalizzabile direttamente dal pilota dentro il gioco. E mi dicevi che il pilota, mentre dentro il gioco, mentre sta andando, si Esatto. deve preoccupare di Tramite gli accelerare, encoder frenare, poi può settare tutti i vari tipi di caratteristiche che ha una formula, non so, la ripartizione frenata, il freno motore, la mappatura del motore, quindi ogni Fantastico. curva viene settata per un certo tipo di setting per cercare di limare il più possibile il tempo. Cioè, quindi fammi capire, i piloti professionisti o questo ragazzo, vediamo nelle foto, deve essere un vostro influencer che sta provando proprio un vostro prodotto, loro mentre vanno fanno tutte queste operazioni. Cioè, Sì, quelli incredibile. più bravi. Quelli più bravi, cioè quelli... Sì, esatto. Fantastico, fantastico. E qua, intanto continuiamo a vedere, ecco qua, queste sono personalizzazioni forse che fa poi il cliente, giusto? Che Sì, sta noi attaccando. forniamo Ah, il volante con degli adesivi Sì, base e poi sì. forniamo un kit eccolo qua. con cui il cliente può personalizzare il prodotto come più gradisce. E Quindi, poi... come dicevamo prima, attacca lo sticker a seconda di come ha personalizzato il pulsante. Ok, e poi Massimo, questi volanti vanno su una struttura apposta per quella che abbiamo visto prima nelle immagini, per i Sì. più professionisti forse, se no cosa si può... cosa Sì, si può fare? diciamo che si può iniziare con un semplice telaio anche autocostruito, al quale poi andrà attaccato un sedile, una base con il volante, Sì. oppure si può anche magari acquistare una soluzione già esistente in commercio, magari di fascia superiore, che ne so, magari realizzata in alluminio, già pronta per l'utilizzo. Ecco. Ci sono quindi tante soluzioni e ovviamente poi il costo cambia di conseguenza. Certo, Sì. certo, quindi ci sono i costi per chi parte, chi inizia Esatto, magari col entry level, semplice diciamo. gaming fino al professionista. Che costa quanto un'automobile, per dire. Che prima me lo ricordavi Fabio, ci sono i piloti professionisti che utilizzano i vostri prodotti o questi prodotti per provare la simulazione di guida per poi andare a fare la gara vera e propria. Sì. La Esistono gente a dei casa veri che campionati. la gente a casa che lo usa per fare il gaming e poi esistono dei piloti proprio di sim racing che fanno solo quello, Esatto, che fanno ci sono i campionati ci sono dedicati dove ci sono in palio anche dei denari, ci sono Fantastico. premi, E noi via. delle volte diamo in premio il nostro volante a chi vince il campionato, siamo sponsor di alcuni campionati, quindi esiste un mondo che Un è mondo. più sconosciuto, però nel mondo è Fantastico. molto grande. Senti, tornando allora alla vostra azienda, magari i nostri amici l'hanno già un pochino capito, Massimo un po' più il tecnico, tu disegni, fai, giusto? Giusto. Di che cosa ti occupi nello specifico? In sostanza della progettazione di tutti i componenti che Sì. costituiscono il volante. Ok, quello che vediamo qua, quindi anche la forma come è fatto in Sì, base sì, esatto. e sei nello studio di progettazione, mentre Fabio via col commercio. no? Esatto, io mi occupo del commerciale, di sviluppare l'azienda e quello che sono le visioni future, ma Massimo è stato anche abbastanza, perché lì dentro ci sono 4-5 ingegneri, ci vorrebbero per fare il volante, quindi lui ha racchiuso queste 5 caratteristiche in una persona sola. Fantastico, complimenti allora. Come il nostro Adriano Cosso, avete visto Esatto, sì, l'anguria? Lo portiamo a casa. Da tecnologia a manualità e tutto. Bene, 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 dai, siamo partiti bene, adesso vi devo fare altre domande perché voglio scoprire tante altre cose, però ci fermiamo un attimino perché abbiamo un servizio di Sardegna Dies su un evento, Note senza tempo, finalmente riprendono un pochino gli eventi, ce lo vediamo e poi siamo ancora qua con Fabio e Massimo.
Eravamo ad un bivio che era quello di non portare a termine questa edizione, vista la situazione brutta che abbiamo vissuto, visto il Covid, e invece ci vogliamo essere, vogliamo portare un momento di serenità, un momento di salute, perché entrare in una sala da concerto e seguire un concerto è un momento che arricchisce non solo culturalmente la persona, ma che dà un tocco di salute che in questo momento abbiamo bisogno. Le novità di quest'anno vedono un momento dedicato alla cultura, che non è soltanto la masterclass che quest'anno sarà dedicata al violino barocco, bensì un momento di approfondimento su Bach. Quindi avremo 2 giornate di studio dedicate a Bach, aperte a chiunque, non per forza a musicisti, a chi appunto è specializzato in questo settore musicale. Poi avremo un vero e proprio spettacolo, che è uno spettacolo nel quale un attore e uno strumento dialogheranno, raccontandoci la storia di Marin Maré, quindi parliamo di Luigi XIV, della corte del Re Sole e di quel periodo veramente meraviglioso. Avremo uno scambio, avremo maggiori gruppi a livello internazionale, perché abbiamo un gruppo di argentini che faranno delle musiche del siglo d'oro spagnolo, della fine del 1500, avremo lo scambio con il festival di Sighishoara, e quindi avremo i 2 musicisti che verranno dalla Romania eseguendo musiche di Dowland. Salute Trigu è un'idea della Camera di Commercio per mettere in rete gli eventi identitari, cioè cosa siamo noi come sardi. Ovviamente la Camera di Commercio ha competenza per il Non Sardegna, da Alghero fino a Zacchena, Olbia, Santa Teresa, e quindi lo facciamo con gli eventi che si tengono nel Non Sardegna. Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa proposta di collaborazione, perché il Conservatorio intende appunto essere presente e collaborare con le associazioni importanti che operano nel territorio. In modo particolare, trattandosi anche di un festival di musica antica, è ancora più interessante per noi poter partecipare, visto che abbiamo nel nostro istituto una cattedra di clavicembalo. Infatti la nostra docente, la professoressa Mara Fanelli, parteciperà al concerto di inaugurazione insieme a un'altra clavicembalista, ed eseguiranno il concerto di Bach per 2 clavicembali e orchestra d'archi. Bene, bene, meno male che tornano gli eventi, ci stiamo un po' riprendendo, meno male. Massimo, mentre stavo andando questo servizio, mi hai ricordato una cosa importante, una caratteristica tecnica da dire sui vostri volanti. Sì, brevemente, in sostanza l'idea progettuale, il concetto che c'è dietro il volante stesso è quello che viene comunque utilizzato sui volanti reali per auto da corsa, anche la Formula 1. Quindi in un certo senso ovviamente non è compatibile, ma non sfigurerebbe all'interno di una Formula 1 o un prototipo per Le Mans, per esempio. Ah, ok, quindi il pilota si allena sul simulatore con questo volante, poi se lo potrebbe portare con degli accorgimenti, questo è un po' il... Sì, diciamo a grandi linee sì, si potrebbe, ma ovviamente è necessario un progetto dedicato, però le caratteristiche a livello di funzionalità e ergonomia sono già presenti sul prodotto. Ok, perfetto. Sentite un po', adesso parliamo un po' dell'azienda, perché voi innanzitutto che cosa facevate prima e come vi siete conosciuti. Fabio, partiamo da te, cioè prima cosa facevi? Allora, io ho fatto vari lavori, da passare da avere un team di kart a far correre i ragazzi, a fare il rappresentante per alcune aziende motorsport, e poi mi sono stufato e ho aperto un negozio a Sassari di biciclette. Quindi sempre nell'ambito un po'... Sì, diciamo che ho sempre inseguito le mie passioni, quindi ciò che mi appassiona in modo tale da non lavorare mai, ciò che ti appassiona vai la mattina contento a fare quello che fai. Certo che sì. Proprio lì, tramite un amico che abbiamo in comune, mi ha presentato Massimo, che a sua volta voleva comprarsi una bicicletta. È venuto per una bicicletta. Questo amico tra l'altro è appassionato sia di biciclette che di motorsport, e il figlio aveva corso con me nel mio team di kart, che gestivamo io e mio padre. Mio padre tra l'altro era un pilota dei tempi, correva con la 500 a scala piccata, quindi diciamo il motorsport c'è sempre stato nella mia vita. Quindi con Massimo ci siamo conosciuti e avevamo deciso di partire con un chip che togliesse i limitatori di velocità alle biciclette. Ho capito. Perché tu, Massimo, progettavi già qualcosa, cioè sì, a livello tecnologico? Diciamo,
nasco come tecnico elettronico in sostanza, quindi sono stato sempre nell'ambiente tecnologico, high tech. E già facevi qualcosa di queste... Sì, già circa una decina di anni fa ormai. Ho avviato una piccolissima produzione di volanti molto diversi da questi, sempre mirati appunto al sim racer, in quanto anche io stesso ero comunque un pilota, diciamo, che si dilettava nelle gare online, con risultati molto scarsi, lo dico. Ok, va bene. E di conseguenza, facendo vedere i miei lavori ad amici sui forum eccetera, ho iniziato a ricevere i primi ordini. Ma ripeto, è una produzione assolutamente artigianale fatta in casa. Totalmente diversa. Mentre poi con te, Fabio, con l'incontro, questo chip l'avete sì, siamo partiti a fare una cosa scippato. E poi Massimo ha iniziato a spiegarmi il mondo e come funzionava del sim racing. E da lì cosa avete fatto? Cioè, anche un po' per spiegare ai nostri amici da casa. Abbiamo studiato il prodotto migliore da fare. La vostra strategia qual è stata? Perché Massimo faceva un prodotto del quale alcuni pezzi li comprava all'esterno e avevano un costo troppo alto. Quindi la soluzione migliore era quella di fare un prodotto dove costruissimo tutto noi, trovare i primi fornitori e andare sul mercato. Prima di fare questo però dovevamo capire quanto era grande questo mercato. Quindi lì abbiamo continuato a lavorare nel negozio e dopo 6 mesi Massimo è venuto col prototipo, anzi col primo render del Formula Pro, che è stato il primo volante che noi abbiamo poi costruito. Non abbiamo fatto altro che aprire le pagine social e buttare nel mondo quello che era il render. Da lì abbiamo capito che poteva esserci uno spazio e niente, siamo partiti con dei piccoli ordini in giro per il mondo. E da lì è partita tutta la storia. Adesso poi noi parleremo di questi signori qui e che clienti che hanno, adesso lo sto tenendo dopo perché mi piaceva insomma, la storia della vostra azienda, quindi hanno un pochino dei clienti abbastanza importanti. Ma ecco, allora lì c'è stata una scintilla per poi arrivare a questi, poi ne parleremo, una scintilla, si è presentato un pilota o qualcuno che era dentro un giro importante? O tutto è avvenuto così, con i social, piano piano? No, sì, passaparola inizialmente. Sì, proprio passaparola e poi un primo influencer che ci ha chiesto di fare la recensione del nostro volante. Quindi ha comprato il volante, gli abbiamo fatto un piccolo sconto e da lì un francese. E da lì è partito, diciamo, il primo step vero. Sono aumentati gli ordini, abbiamo iniziato a programmare meglio, abbiamo iniziato a trovare i partner che producessero come volevamo noi, con la nostra qualità, perché non tutti producevano con la qualità che richiedevamo. Quindi i primi fornitori in giro per il mondo e così via. I social sono stati il vostro vettore fondamentale. Stiamo parlando di Facebook e Instagram, immagino, giusto? Sono quelli un po' più. E poi è nata l'azienda, adesso quanti siete Massimo? Si è creata una 12, struttura? 13, quanti siamo? 13, 14 da dopodomani. Ok, e quindi com'è strutturata un pochino tra la parte tecnica, commerciale? Allora, abbiamo forse una grossa porzione dei nostri ragazzi che sta appunto in linea di assemblaggio. Mentre il resto si occupa di marketing, supporto clienti, social media. Perfetto, quindi la parte promozionale e la parte tecnica. Io faccio la parte commerciale, poi ci sono i ragazzi che assemblano, poi ci sono gli altri ragazzi che fanno, chi fa grafica, chi fa social media manager, adesso si occupa del magazzino, chi si occupa di gestire le pagine e così via. Benissimo, benissimo. Sentite, adesso noi dobbiamo parlare un po' anche di nomi, come ho accennato prima, però ci vuole un attimo di pubblicità e poi torniamo qua con Fabio e Massimo. Vai, pubblicità. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. La mente dell'uomo
vola come il falco. E l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto. Torniamo qui nel salottino con Fabio e Massimo. Allora, ne abbiamo accennato prima, andiamo a vedere un po' i vostri clientoni. Io ho qua dei nomi veramente incredibili, li dici tu Fabio, li dico io, insomma, sì. Vi siete creati, ecco, questi super partner, si possono chiamare così, eh? Sì, diciamo che sono venuti a cercarci loro perché hanno visto la qualità del prodotto e volevano far sì che di allenarsi con qualcosa che rifacesse o che fosse più vicino possibile a quello che utilizzano loro nella loro Formula 1, quindi Giovinazzi, Grosjean, questo che vediamo inquadrato è Girolami. Ecco qua, tra l'altro ha fatto una gara non tanto tempo fa. Ha vinto la prima gara domenica nel TCR, VTCR. Perfetto, è un'altra categoria ancora. Esatto, le ruote coperte dove usano i volanti con la corona più grande, quindi i GT Gran Turismo. Ok, ho capito. Poi altri piloti di Formula 1, Grosjean, non so se l'ho già detto, Perez, Barrichello, padre e figlio, Tony Kanaan nel campionato americano, Montoya. Juan Pablo. Sì, Juan Pablo. Pablo Montoya, ragazzi, me lo ricordo perfettamente. Adesso cos'è che fa Massimo? Corre in America. Corre in America nella... Il figlio corre, sta seguendo la carriera del figlio innanzitutto, poi credo che faccia campionati stock car tipo NASCAR. E tutti questi super nomi che, allora, ripetiamolo bene, acquistano il vostro volante per allenarsi sul simulatore, poi se ne vanno in pista con il bel allenamento che si sono fatti. Questi sono arrivati dal giro che vi siete creato, giustamente. Il prodotto gira, si fa conoscere sui social. Magari un pilota ha il suo simulatore a casa sua, invita l'altro pilota di un'altra categoria, vede il simulatore, vede il nostro volante, si informa e ci chiama. Poi diciamocelo ragazzi, le cose italiane, artigianali, fatte da italiani o no, appena vedono quello, o sbaglio, no. Che magari vedono, questo dove lo fanno in Italia, aspetta che mi guardo un po' più questo video che magari un altro, di una recensione, o sbaglio, Made in Italy. Il nostro mantra è quello, cioè noi il design è fondamentale, nella nostra idea fare una cosa brutta, fare una cosa bella non cambia niente. Meglio spendere un po' più di tempo e fare qualcosa di design che piaccia, se no hai un prodotto che magari non assolutamente sì. Cesare, lasciami queste immagini che volevo coinvolgere Massimo intanto. Questo è proprio il simulatore, questo è già professionale? Stiamo parlando di uno questa è già una piattaforma abbastanza, diciamo, avanzata. Quindi può essere quello che fa un pilota come Montoya, per dire, ecco, è questa situazione qui, insomma, volante. Triplo monitor solitamente. Ma questo c'è un simulatore incredibile, è proprio avvolgente. Vede tutti i pulsanti che ci sono in una macchina. E infatti usa le marce, ogni tanto va anche a settare quelli che sono quello che dicevamo prima. Eccolo lì che inizia, cavolo, col lì vede. Altri schermi, poi si può usare anche il VR. Però ovviamente ti perdi, è più realistico, ma ti perdi tutta questa... E questi piloti qui hanno delle esigenze delle volte, come si fa? Non so, vi sentite via Skype? Cioè, loro possono ci scrivono, personalizzabili, poi sono i numero di volanti. telefono con i piloti più importanti e ci dicono come vogliono il loro
volante, una luce di diverso colore, un colore particolare che quando si accende magari esca il loro logo. Adesso stiamo facendo il volante a Barrichello, per esempio lui l'ha voluto blu, ci stiamo mettendo il logo, insomma ci manda messaggi come le persone normali. Anzi, più sono di alto livello più sono e poi Rubens, insomma, io si è sempre visto il personaggio che era fantastica persona. E poi uscendo dal sim racing, ok, piloti che si allenano, poi abbiamo il gaming, no? Di chi se lo fa a casa, e anche qui si è creata una nicchia, no? Di personaggini, calciatori soprattutto, o sbaglio? Esatto, sì, c'è, non so, Casimiro, Gabigol, come si chiama? Io non sono appassionato di calcio. No, neanch'io. Mi sembra Courtois, un altro del Real Madrid, se non sbaglio, che mi avevi detto prima. Ex calciatori della Juventus, insomma. E quindi la moda parte con il gaming e loro a casa con un'altra struttura, o magari loro hanno anche simulatori del genere. Ma sì, credo di sì. E quindi anche loro cosa sono? Sono più esigenti oppure vedono il prodotto? No, loro non hanno esigenze particolari. Casimiro ha voluto il suo logo quando si accende, poi il resto è cose un po' così. Cose un po' così. E poi torniamo anche ai comuni mortali, possiamo tornare ai comuni mortali, cioè i vostri prodotti sono per tutti i vostri clienti appassionati che lo fanno in modo semiprofessionale o meno, giusto? Sì, esiste una grande fascia in verità. Chi desidera correre nel motorsport, quindi in macchina, ma non se lo può permettere, investono grosse cifre comunque per farsi il loro simulatore e si dedicano la notte oppure il weekend a farsi le loro gare. Poi ci sono i piloti professionisti del sim racing che si dedicano ogni giorno, ogni momento per migliorare le loro performance e correre nei campionati. Esistono dei veri campionati del mondo con dei soldi in palio, esiste il campionato BMW, esiste una marea di campionati dove si può partecipare. E si utilizzano le cose performanti made in Italy, made Cube Controls, giusto? Made in Sardegna. Made in Sardegna, ok. A proposito, che non ve l'ho chiesto prima, ma l'azienda rimane qua a Sassari? Sì, certo. Ok, quindi... A meno che non arrivi una multinazionale che ci riempie di soldi, ma... Come diceva in un film di Sica di fronte al Marco Pesante Marendo, però ci mancherebbe, ok. Dai, allora, fermiamoci un attimino che vi faccio vedere questa intervista di Icco Ribichesu a Paolo Poddighe, perché è candidato alla presidenza nazionale della Fitarco, ok? Ce lo vediamo un attimo insieme e poi ancora qua che siamo quasi alla fine purtroppo. Vai Cesare. Che cosa propone Paolo Poddighe per il prossimo futuro? Possiamo definire un programma che magari si articola in diversi punti che però poi alla fine sono e devono essere concatenati l'uno con l'altro. Sì, sicuramente ho presentato un programma scritto con tantissime persone, esperti del settore che mi hanno dato una mano, deve essere innovativo e deve essere proiettato verso il futuro e su questo abbiamo trovato 5 aree importanti che sono quella famosa ruota che ho presentato all'interno del programma dove c'è l'ascolto prima di tutto, è una cosa che dobbiamo recuperare con il mondo dell'arceria, con le società, con i comitati, con la gente che tutti i giorni e tutte le settimane va sui campi di gara. Ascoltarli serve per riuscire a capire quali sono le loro necessità. La comunicazione è importantissima per riuscire ad avere con loro un rapporto di sinergia costante e dunque comunicare significa anche dare risposte ai loro bisogni e questo è importante da parte nostra essere strutturati verso questo settore con l'utilizzo dei social, con l'utilizzo degli strumenti che oggi il mondo moderno ci mette a disposizione. Managerialità perché è indubbio che una federazione come la nostra oramai ha necessità di essere gestita come un'azienda e dunque in modo oculato, controllo del budget, controllo di quella che è la programmazione degli investimenti e anche gli obiettivi sugli investimenti e il controllo di quello che si è raggiunto a conclusione del percorso annuale che ci siamo prefissati. Professionalità, la professionalità è la cosa essenziale perché le persone giuste al posto giusto vengano inserite a prescindere dalla loro appartenenza. Credo che sia importante che si inizi a fare un percorso di trasparenza, che è l'altra grande area, e la trasparenza è quella di essere
visibili verso il mondo esterno per tutto quello che avviene e facciamo all'interno della federazione, dalla pubblicazione di tutte le delibere del Presidente del Consiglio, come le amministrazioni pubbliche già fanno, con la trasparenza verso quello che noi facciamo e la trasparenza verso il rapporto con i tecnici e con il mondo tecnico che viene portato a contratto all'interno poi della nostra federazione. In bocca al lupo allora a Paolo Poddighe alla sua candidatura. Allora ragazzi, io ho visto anche influencer su YouTube, abbiamo visto anche delle immagini prima perché quelle erano di 2 influencer, tanti video con i vostri prodotti. Lì, ecco, prima abbiamo parlato di quanto sono importanti i social, Facebook, Instagram, canale tematico YouTube, i vostri influencer sono di vostra proprietà oppure è gente che vi chiama? No, è gente che ci chiama che... Non avete strutturato una rete di influencer, sono proprio loro che vi chiamano? No, sono loro che ci chiamano, che magari ci chiedono qualche sconto per avere il volante e poterlo recensire in modo tale da avere anche loro più visibilità, perché per esempio il nostro prodotto in Sim Racing Garage, che è uno dei più grandi che fa queste cose, ha avuto 140.000 visualizzazioni, che per questo tipo di prodotto sono parecchie. Sì, beh, a livello di video che ho visto di influencer siamo ai livelli di Samsung o Apple, siete arrivati a quei livelli lì di numeri? Sì, ne abbiamo tantissimi. Dove non riusciamo, magari un mercato nuovo che vogliamo aprire, vogliamo spingere, cerchiamo l'influencer in lingua, in modo tale da fare più social, più canali diretti. Adesso sostanzialmente forse sono in inglese e qualcuno di italiano c'è? Sì, no, c'è anche il francese, c'è il tedesco, c'è in spagnolo, c'è russo. Ah, beh, perfetto. L'importanza dei social, noi stiamo andando in diretta streaming oggi, quindi l'importanza dei social è veramente... Massimo, il futuro di Cube Controls, che siamo alla fine, volevo sapere che cosa bolle in pentola. Questa è una bella domanda. Tra l'altro oggi non abbiamo parlato, ma è uscito oggi un vostro prodotto che ho visto sulla pagina Facebook appena prima, 5 minuti prima di aver arrivato qui. Sì. Quindi partiamo da quello, un nuovo volante. Sì, è stato appunto lanciato proprio oggi, diciamo la controparte con display per quanto riguarda i volanti di tipo turismo o GT, che riprende un po' le caratteristiche del CSX, ma ha un volante di tipo tradizionale, che richiama un po' le caratteristiche del CSX appunto. Benissimo, e questo nuovo prodotto, gli altri prodotti, tutte le vostre cose che fate, dove i nostri amici possono andarsele a vedere? Sito internet, pagina, cosa abbiamo? Il nostro sito è cubecontrols.com, dove si può vedere tutta la gamma di prodotti che abbiamo a catalogo. E poi ovviamente Facebook, Instagram e YouTube che abbiamo parlato prima, basta digitare Cube Controls, ok? Va bene ragazzi, io vi ringrazio veramente di essere stati qui con me, con noi, a parlare di questa bellissima realtà made in Italy, made in Sardegna, made in Sassari ragazzi, perché questa bellissima startup non è più una startup, vi chiamano ancora startup ma non lo sono più, è tutta sassarese, tutta italiana, è tutta salva. Benissimo, grazie allora, grazie veramente a voi, grazie ancora. E in bocca al lupo. Io vi ricordo che giovedì prossimo siamo ancora qui per rivedere la puntata come tutte le volte, potete andare sul nostro sito www.sardinianlife.it per qualsiasi comunicazione, la nostra pagina la nostra mail è info@sardinianlife.it, pagina Facebook di Sardinian Life. Ringrazio Cesare Donati alla regia e Chico Pio alle telecamere, noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Sardi alla frutta di Adriano Cossu, decoratore di buffet e fruit designer per matrimoni, eventi, compleanni e lauree. Non perdere l'occasione di fare di un semplice buffet il tuo evento speciale. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari.
La galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. La mente dell'uomo vola come il falco e l'uomo vede con gli occhi del falco. Il falco dall'alto del cielo porta l'uomo a scoprire i tesori dell'antica isola. E noi vi raccontiamo tutto quello che c'è sotto.